Buongiorno, buongiorno, sempre in diretta con Focus TG. Andiamo a Bassano del Grappa da Vanessa Banzatto e dal nostro operatore Cristian Rocchi Allende, perché è stata sgominata una banda specializzata in colpi ai danni delle aziende Orafe. A te Vanessa. C'è un problema con l'audio. Criminalità, quella che i carabinieri di Bassano del Grappa. Mi senti, direttore? Sì, adesso sì, grazie, adesso sì. Bene, allora dicevo, una vera e propria stangata alla criminalità, quella che i carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa hanno dato a una banda di malviventi. Questa banda era dedita a colpi mirati praticamente in mezza Italia ai danni di aziende Orafe, aveva seminato il panico anche nel nostro territorio, nello specifico a Romano Dezzelino, ma anche a Sandrigo, anche a Camisano, aveva colpito nel Vicentino, aveva colpito nella zona del Veronese, Arezzo e provincia e ancora nell'area di Macerata. Insomma, una decina almeno i colpi che sono stati appunto ricostruiti dai carabinieri, messi a segno tra la fine del 2025 e i primi 2 mesi del 2026. Tra l'altro, proprio nel febbraio del 2026 i carabinieri di Bassano del Grappa sono riusciti a identificare 3 soggetti, 2 dei quali appunto rientrano nei 3 arrestati, 3 individui di origine albanese di età compresa tra i 37 e i 44 anni, in un appartamento nell'Interland milanese. Proprio qui i militari, oltre a trovare diversa merce preziosa, orologi preziosi, gioielli e appunto anche pietre preziose, pietre dure, avevano trovato anche una pistola. Proprio per questo in quell'occasione, una pistola rubata, era scattato l'arresto per i 3 ed è successo, facendo proprio le indagini, che sono riusciti a risalire al fatto che proprio questi individui erano gli stessi autori dei colpi messi a segno in neanche 4 mesi. Praticamente lavoravano come trasfertisti, passavano di regione in regione, si muovevano su auto, soprattutto auto rubate, clonavano le targhe ed erano perfettamente uguali a quelle vere, e quindi riuscivano a passare senza problemi anche tutti i controlli con i sistemi appunto che vengono utilizzati per il controllo delle targhe, i vari targa system e quant'altro, e si muovevano un po' nella stessa maniera, mettendo fuori uso tutto il sistema della videosorveglianza, e per poi entrare, agire a colpo sicuro, portare via tutto quello che riuscivano ad arraffare. Pensate che è stata recuperata merce per oltre $500.000 di valore, merce che è stata restituita poi ai legittimi proprietari. E di conseguenza davvero un gran colpo che in questo caso le forze dell'ordine hanno portato a termine per sgominare questa banda. Giusto per dire, avevano compiuto 3 colpi nella zona di Arezzo e provincia tra novembre del 25 e febbraio 26, nel Veronese un furto importante di oro e argento semilavorati, lingotti d'oro da 100 grammi ciascuno, 2 orologi Rolex, nel Vicentino, quindi torniamo da noi, a Romano Dezzelino, a Quinto Vicentino e a Camisano, tra colpi riusciti e tentati. Nelle Marche, tra Recanati e Potenza Picena, sempre avevano rubato orologi, monili in oro, argento per oltre €55.000. Ripeto, recuperata refurtiva per più di €500.000 che è stata restituita ai legittimi proprietari. Per il momento, direttore, da Bassano del Grappa è tutto, ti ricedo la linea. Grazie Vanessa Banzatto e Cristian Rocchi Allende. Proprio riguardo ad altri furti in aziende Orafe, c'è stato un tentato assalto a una ditta della zona industriale di Camisano Vicentino, ma questi uomini sono stati messi in fuga. Ce ne parla Daniele Garbin, che è insieme al titolare dell'azienda Massimo Maprin, e l'operatore Simone Squarcina. A te Daniele. Camisano Vicentino, in questa azienda Orafa questa notte è avvenuto un tentativo di assalto, di furto, proprio ai danni di un'azienda che insomma sta soffrendo anche parecchio. Non è la prima volta che succede, come il titolare Massimo Maprin che è qui presente. Alle nostre spalle abbiamo quello che resta del muro di cinta che è stato fatto saltare dai ladri, che fortunatamente in qualche modo sono stati avvisati da questo botto che anche i vicini hanno segnalato, e avete impedito l'assalto. Ci dice cosa stiamo vedendo e cosa è successo?
successo? Sì, niente, questa mattina alle 2:20 siamo stati svegliati dall'impianto dell'allarme che ha segnalato l'intrusione nella parte posteriore della nostra azienda. Abbiamo visionato immediatamente le telecamere, abbiamo visto che c'era un mezzo pesante che aveva sfondato la recinzione, abbiamo chiamato immediatamente i carabinieri, la Cibis aveva già avvisato che stava per arrivare in quanto aveva preso già visione della situazione ed aveva anche lei avvisato i carabinieri. I nostri vicini avevano provveduto anche loro a chiamare le forze dell'ordine perché si erano accorti che c'era una banda di 10-12 persone con dei mezzi d'opera che avevano bloccato la strada sia da un lato che dall'altro con una betoniera e un autocarro, più con un altro mezzo pesante avevano sfondato la nostra recinzione. Ecco, modalità simili ricordiamo che per esempio la ditta Facco qualche mese fa hanno invece portato all'effettivo assalto e riuscita, dopo aver suonato il cancello, aver messo appunto questi mezzi pesanti a bloccare le strade, erano riusciti a entrare, però purtroppo qui in questo caso è andata bene, però lei non è nuova a questi tentativi, quanti ne ha subiti e come è andata nei precedenti? Allora, questa è la terza volta che provano negli ultimi anni. 3 anni fa purtroppo sono riusciti a entrare dentro nei nostri impianti produttivi effettuando un tunnel per bypassare l'impianto d'allarme e per poi calarsi dal tetto nella zona proprio della produzione specifica. E questo tentativo è stato doppiato dopo circa una quarantina di giorni, per fortuna senza nessun esito negativo per noi, se non i danni come in questo caso qua. Adesso questa è la situazione e conferma ancora di più che questa banda che sta operando nel nostro territorio, sia qua a Camisano che abbiamo visto anche comunque nel Bassanese, sta operando con dei sistemi proprio da guerriglia urbana. C'è anche un tema che riguarda la sua sicurezza. Lei sappiamo che ha avuto un po' di vicissitudine, aveva chiesto il porto d'armi, alla fine è riuscito a ottenerlo ricorrendo al TAR, adesso si tratta di rinnovarlo. Perché è così importante? Per lei è importante ottenerlo? È importante ottenerlo perché ovviamente uno non può essere svegliato la notte con queste situazioni qua e andare a mani nude a aprire un'azienda. Quando succedono queste cose qua bisogna aspettare ovviamente le forze dell'ordine, bisogna però aprire tutti quanti i cancelli per permettere alle forze dell'ordine di entrare e la situazione non è sicuramente una situazione di sicurezza che si può affrontare a mani nude, come dicevo. E lei sarebbe disposto a impugnare questa pistola? Ovviamente io ce l'ho, quindi devo averla, ma soprattutto bisogna averla nel momento in cui c'è l'entrata al mattino e soprattutto alla chiusura dell'azienda, quando ovviamente siamo soli. Cosa chiede le istituzioni dopo questa, prima di chiudere? Di poter lavorare in maniera normale, se non altro. È più arrabbiato, avvilito e rassegnato? Quali sono le sensazioni in questo momento? Sono deluso dalla situazione, dalla incapacità che vedo di poterci tutelare e difendere. Ecco, ovviamente è comprensibile, noi seguiremo la vicenda, ovviamente speriamo che riescano definitivamente a ciuffarli questi delinquenti, ecco, ovviamente seguiremo il caso. Allora ringraziamo intanto il titolare. Lei cosa vorrebbe che portassero insomma queste forze dell'ordine? È una maggiore possibilità da parte delle forze dell'ordine di poter intervenire e poter avere più armi per poter combattere, non armi quelle fisiche ma più possibilità di poter intervenire fisicamente a fermare questi lestofanti. Servizio, grazie. Collegamento di Daniele Garbin e Simone Squarcini. Adesso andiamo a Mestre, sempre in diretta da Anna Maria Parisi e Sandro Ponchio, perché dolore e cordoglio per la morte di un bengalese che era stato brutalmente picchiato, è rimasto ricoverato diversi giorni di agonia e poi il decesso. A te Anna Maria. Sì, è così, direttore, buongiorno. Omicidio preterintenzionale, questa l'accusa a carico di ignoti al momento su cui sta indagando la Procura di Venezia per la morte avvenuta mercoledì sera del 30enne di origine bengalese Rakeb Kashem, ritrovato proprio
qui dove ci troviamo noi, lungo via Fratelli Bandiera, strada questa di Marghera, che si trova proprio con il corpo ritrovato riverso a terra in una pozza di sangue e pieno di lividi ed ematomi proprio a bordo strada di fronte al centro sociale Rivolta. Raqeb Kashem lavorava come cuoco a Venezia e non si capisce perché la notte di lunedì sia stato ritrovato qui nel momento in cui abitava a Mestre con il fratello e i genitori. Forse diciamo che la procura sta indagando a tutto campo. Questa direttore è una zona notoriamente conosciuta come la zona dello spaccio, ma anche delle belle di notte, e quindi si sta lavorando a tutto campo per capire che cosa possa essere accaduto e chi siano stati i 4-5 uomini che Raqeb prima di morire aveva detto alla madre raggiunta al telefono l'avrebbero aggredito brutalmente. Ora si cerca di fare luce e chiarezza su questa vicenda avvolta veramente nel giallo per una morte al momento inspiegabile, direttore. Anna Maria, ieri sei stata vittima a tua volta di una aggressione, è arrivata la solidarietà del presidente Alberto Stefani, dell'ordine dei giornalisti, è stata ovviamente aperta un'inchiesta. Come sono andate le cose? Perché appunto avevamo dato qualche particolare. Sì, ieri pomeriggio intorno alle 14 mi sono recata lungo via Piave per documentare come reporter con telecamera e microfono al seguito quanto accaduto nelle ore precedenti, ovvero nel pomeriggio della giornata precedente in quella zona, quando una trentenne ha subito una triplice aggressione. Nel fare queste riprese che facciamo abitualmente, considerato il mestiere e la professione che svolgiamo, sono stata avvicinata prima da un nordafricano e poi successivamente da un secondo che mi hanno intimato di consegnare la telecamera strattonandomi, cercando di spingermi alla parete dello stabile dove mi trovavo più o meno intorno al civico 162 di via Piave. Quindi hanno cercato anche di impedirmi, facendosi varco col proprio corpo, di poter proseguire il cammino e strattonandomi, tirandomi borse e quant'altro. Fortunatamente ho avuto un po' di sangue freddo, dicendo loro di spostarsi, di farmi passare, di non mettermi le mani addosso, ma direttore, ho trovato riparo e rifugio presso una pasticceria, da dove poi ho chiamato le forze dell'ordine, che devo ringraziare, sono intervenute tempestivamente con gli uomini con gli agenti della polizia locale, poi arrivati nel pomeriggio anche in redazione dopo aver visionato le telecamere comunali e verificato che quanto detto era effettivamente accaduto, per acquisire anche le immagini, pochissime, che ero riuscita a girare io stessa poco prima. E quindi grazie direttore per avermi dato la possibilità di poter raccontare quanto accaduto, e volevo ringraziare anche tutte le istituzioni che in queste ore mi hanno manifestato il loro sostegno e la loro solidarietà, come hai detto tu, il presidente del Veneto Stefani, il sindaco di Venezia, ma anche il CDR di Media Nord-Est e il sindacato dei giornalisti del Veneto, insieme a tanti altri colleghi e persone che mi conoscono. Adesso io farò la mia parte, sporgerò querela di parte, e ci tengo anche a dire che però per quanto avviene, quanto sta avvenendo a livello politico, chiedo che non venga strumentalizzata la mia aggressione, in quanto è una cosa accaduta a me, e quindi chiedo rispetto per la mia persona e per la mia famiglia. Grazie direttore. Grazie Anna Maria Parisi, l'operatore Sandro Ponchio, buon lavoro, grazie. A presto. Vediamo un intervento dell'europarlamentare Anna Maria Cisint su questi ultimi episodi di violenza. Vediamo.
Solidarietà, vicinanza e anche complimenti, perché stare sul luogo dove accadono situazioni, perché la giornalista era lì a documentare le situazioni gravissime di spaccio di droga, di un altro accoltellamento in via Piave. La conosco molto bene, la via Piave, tutta la zona che è accanto alla stazione, quindi solidarietà, vicinanza anche all'altra persona che è stata accoltellata, ma soprattutto voglio dire che bisogna agire e bisogna reagire. Oggi gli strumenti ci sono, ho già scritto al Ministro rispetto a questa situazione, perché non è l'unica e non è la prima e non devono essercene altre. Bisogna intervenire su via Piave con determinazione e chiarezza, e per intervenire è necessario che queste persone che sono state individuate vengano immediatamente espulse. Messaggi chiari, fondamentali, di sicurezza e di tutela dei cittadini per bene. Quindi abbiamo anche già proceduto a una interrogazione parlamentare perché si vada in questa direzione. L'attenzione deve essere altissima. E grazie all'onorevole Cisinta, l'Europa ha appoggiato e praticamente promosso la linea di Giorgia Meloni anche per quanto riguarda gli hub in paesi terzi, in particolare per quanto riguarda l'Italia, gli hub che sono stati costruiti in Albania. Ogni giorno c'è un episodio che riguarda nordafricani, questo gravissimo accaduto nel Bresciano, tenta di strangolare un bambino di 3 anni al parco a Brescia, un 29enne nigeriano che è stato arrestato, ha preso per il collo anche un altro piccolo che però è riuscito a divincolarsi e a fuggire. Si spera che questi personaggi appunto vengano rimandati nei loro paesi, perché abbiamo già i nostri, non ce ne servono altri che arrivino da altri stati. È una spaccata nella notte in una zona centrale a Udine che ha interessato una nota gioielleria, un bottino da 50.000 euro. Oggi chiuso è il cartello che campeggia sulla saracinesca della gioielleria di Giusto Galdino, una delle più note del capoluogo friulano per i decenni di servizio. Proprio quella saracinesca che nella notte tra il 16 e il 17 giugno è stata divelta, con dovizia di particolari, incredibile velocità, con una spaccata. In via Pracchiuso, nel silenzio della notte, l'incursione sarebbe avvenuta in un lasso di tempo che potrebbe andare dalle 3 alle 4. La banda di ladri ha fatto razzia di preziosi senza disturbare la quiete del sonno dei residenti e non insospettendo magari qualche appassionato di calcio che stava vedendo le partite dei mondiali statunitensi. Non ha disturbato nemmeno gli storici proprietari che, onorando il detto casa e bottega, abitano nell'appartamento soprastante. La sorpresa, amarissima, ce l'hanno avuta il mattino seguente, quando scendendo per aprire hanno visto il danno. Un furto con un bottino di 50.000 euro circa. I malviventi sono fuggiti poi a bordo di un SUV nero e la caccia delle forze dell'ordine è partita, cercando tutti i dettagli possibili nelle videocamere di sorveglianza di tutti i locali commerciali del posto. I gioiellieri si sono chiusi in un totale silenzio per riprendersi dallo shock che ha pervaso anche tutto il quartiere, perché di episodi così non ce n'era memoria, una situazione che scatena la solita sensazione di insicurezza. I residenti, i nostri concittadini registrano come episodi del genere, cioè in pieno centro, fatti con questa modalità, fatti anche con questo tipo di organizzazione, era davvero da tantissimo tempo che non si vedevano. Quello che genera preoccupazione io credo sia proprio il tipo di organizzazione che ha caratterizzato questo evento e che ci fa ritenere che ci siano comunque insomma dei gruppi organizzati. Credo che il punto che deve interrogare noi amministratori sia questo. Evidentemente è necessario, lo abbiamo già detto ma lo ribadiamo, sul versante della sicurezza è necessario veramente lavorare uniti, per cui anche, come dire, la sicurezza nel territorio, il monitoraggio delle strade, questi sono aspetti su cui il Comune può e deve fare. Allora, vediamo la prima pagina del Corriere del Veneto. È morto Cleto Munari, l'artista vicentino dei colori e icona del design internazionale, aveva 95 anni. E poi una scoperta dell'Università di Padova, la scoperta della malattia che tolse la voce alla divina Maria Callas, non c'entrava lo stress. E ancora, voti dei figli sui social, il preside no alla gara di trofei,
poi posta una pagella finta con l'intelligenza artificiale. E ancora Marcato respinge l'alleanza con Vannacci, parla della pelle di Paola Egonu, ma lui sembra un marocchino, quindi alta tensione, sempre più alta la tensione tra le opposte fazioni in politica anche all'interno del centrodestra. Gli incidenti stradali purtroppo continuiamo a registrare questi sinistri. Investita in via Gattamelata a Padova, è rimasta incastrata sotto l'auto, ma è stata salvata dai vigili del fuoco. Vediamo. Intrappolata sotto un'auto dopo essere stata investita, una donna è stata salvata dai vigili del fuoco a Padova. L'incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno in via Gattamelata. All'arrivo dei soccorritori, il veicolo era già stato parzialmente sollevato con un cric grazie all'intervento di una vicina officina meccanica. I vigili del fuoco hanno quindi creato un ulteriore spazio sotto il mezzo, permettendo al personale del 118 di soccorrere la signora in sicurezza. La donna, rimasta lievemente ferita, è stata quindi trasportata all'ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Sul posto anche la polizia locale che sta ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto. Il servizio di Marta Zatta ha perso il controllo dello scooter ed è finito in un fosso. L'incidente nella tarda serata di ieri in via Stadio ad Ormelle, ferito gravemente un 49enne del posto. L'uomo è stato trasportato in prognosi riservata all'ospedale di Treviso, dove si trova tuttora ricoverato, non in pericolo di vita. Sul posto carabinieri per accertare le cause dell'incidente. E non è ancora stata fissata la data dei funerali di Giacomo Gobbo, il 19enne che ha perso la vita a bordo della sua moto schiantandosi contro un trattore. Unanime il cordoglio della comunità di Zero Branco e della squadra di calcio di cui il ragazzo faceva parte. Resta chiusa nel silenzio e nel dolore la famiglia di Giacomo Gobbo, il 19enne che ha perso la vita nel tragico schianto contro il rimorchio di un trattore all'incrocio tra via Commisso e via Guidini a Zero Branco. Profondo e commosso il cordoglio da tutta la comunità e dalla squadra dello Zero Branco FBC 1932, con cui, nonostante gli impegni universitari che portavano Giacomo a Padova per studiare, continuava a collaborare e a seguire il gruppo dei più piccoli. Un grande senso di tristezza quello della squadra che si stringe attorno alla famiglia e a tutti quelli che gli volevano bene. Tutti lo descrivono come un ragazzo eccezionale, sempre a disposizione degli altri, come dimostrato dal suo impegno nella comunità, dagli anni passati come animatore del Grest all'impegno con i più piccoli nel calcio. Proprio dalla società viene ricordato come un ragazzo d'oro, solare, scrupoloso, disponibile e altruista. Il presidente della società, Fabio China, affida ai social il suo messaggio: ciao Giacomo, continuerai a correre sui campi e nei pensieri di chi ti ha voluto bene. Servizio di Eddie Kaliman, vediamo la prima pagina del Gazzettino, una notizia, un lutto, chiedo scusa, non è un lutto, è un malore che ha colpito Enrico Renosto, ex consigliere che è in terapia intensiva al Cafoncello. La famiglia dice è stato sottoposto a 2 delicati interventi. Enrico Renosto in terapia intensiva, era stato consigliere comunale a Treviso, è stato consigliere comunale a Treviso e poi il suicidio di un ragazzo di 13 anni, l'abbiamo data ieri questa notizia, nel giorno dell'esame di terza media è stato trovato dalla mamma il sospetto del bullismo. La procura ha aperto un'inchiesta, è accaduto nel Veneziano. Il delitto di San Stino di Livenza: si svolgerà nelle prossime ore l'autopsia sul corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni massacrata dal nipote, reo confesso, nipote di 17 anni. La donna, gettata nel fiume dal giovane, da una prima ispezione dell'anatomopatologo Antonio Cirnielli, presentava almeno una trentina di coltellate in tutto il corpo. Non solo, ma aveva segni di bruciature, questo perché 17enne aveva tentato di darle fuoco. Il minore ha parlato davanti al giudice raccontando la sua verità. L'arresto per omicidio volontario e occultamento di cadavere è stato convalidato. Poi il ragazzo è stato portato nel carcere minorile di Rovigo. Intanto è stata organizzata una fiaccolata in memoria di Chiara Guerra alle 20:30 di stasera. Lo ha annunciato l'amministrazione comunale
del Veneto orientale. A promuovere l'iniziativa assieme al Comune di San Stino sono l'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini, dove la donna insegnava, e la parrocchia di San Stino. Insieme, con una fiaccola in mano e nel cuore, è scritto nell'annuncio, per ricordare una donna che ha lasciato un segno luminoso nella nostra comunità. Continuiamo a vedere fiaccolate, lacrime, dolore, però non si riesce a fermare questa violenza a volte inspiegabile, legata evidentemente anche ad alterazioni di psichiche di questi ragazzi. Il Duomo di Schio, gremito per l'ultimo saluto a Sofia Dalle Nogare, la giovane di 24 anni che ha perso la vita domenica sul soio d'Uderle a Valli del Pasubio, sul Monte Pasubio, assieme al compagno di cordata Giosuè Baldissera. Nel Duomo gremito una comunità che si stringe alla famiglia di Sofia Dalle Nogare, la 24enne, tragicamente scomparsa domenica sul soio d'Uderle nel gruppo del Pasubio. Il ricordo commosso nelle parole di Don Luigi Fontana, conosciuta anche per il suo legame con il mondo sportivo cittadino, il nuoto, la montagna, descritta da chi la conosceva come brillante, instancabile, vivace come un ruscello. Lascia a tutti un insegnamento e un monito legati al suo stile di vita. C'è un monte i cui sentieri possono essere percorsi da ogni uomo. Sono i sentieri che portano alla vita vera. Sofia ha scelto il cammino come cifra della sua vita, il salire come dimensione esistenziale. Siamo uomini e donne chiamati a non adagiarci, a non sederci appagati di ciò che siamo. Siamo esseri in cammino. Grazie Sofia per ricordarcelo con la tua vita. Siamo nati per essere creature in cammino. E da Schio un pensiero collettivo si è levato anche nel ricordare il compagno di arrampicata, il 25enne Giosuè Baldissera, che assieme a lei è rimasto vittima del tragico incidente in cui per causa al vaglio degli inquirenti sono precipitati per un centinaio di metri. Giovani vite spezzate che la comunità piange. Anche per il giovane vigile del fuoco che lavorava al distaccamento di Asiago è il giorno del ricordo attraverso un'ultima festa in cui i genitori accoglieranno parenti, colleghi e amici per l'ultimo saluto a casa. Servizio di Luisa Bertini. Soccorsi dall'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore 2 ventunenni canadesi. Il soccorso si è reso necessario sul sentiero numero 480 della Val d'Arcia a seguito della richiesta dovuta al fatto che una delle 2 giovani lamentava un trauma alla caviglia. Individuate dopo la ricognizione a quota 2050 metri, le 2 escursioniste impegnate in una camminata da più giorni sono state issate a bordo dal tecnico di elisoccorso con un verricello di 20 metri. Trasportate a Pieve di Cadore, la ragazza infortunata però poi rifiutato l'ospedalizzazione e si è allontanata autonomamente con l'amica. Questo è il resoconto del SUEM 118. Uova lanciate dalla finestra di casa mentre gli inquilini stavano guardando la televisione, baby vandali in azione a Ponzano Veneto. Ci sono arrivati appunto due uova. Sono scappati, ho provato a rincorrerli, ma sono andati verso gli orti urbani per di là, erano in bici, ma comunque ragazzini avevano avuto 14-15 anni. Stavano guardando la televisione nella casa di via 25 aprile a Ponzano, nella stanza che dà sulla strada, quando la tranquillità di una domenica sera è stata interrotta dall'irruzione di 2 uomini in salotto. Il fatto intorno alle 23, subito dopo la proprietaria di casa si è precipitata all'esterno per rincorrere i ragazzini fuggiti con le loro biciclette verso i campi. Maleducazione, un po' di... sì. Un po' riflette. Esatto, sì. Poi ci sono delle bande di ragazzini qui attorno che non sono proprio il massimo. Più controlli, quello sicuramente, nei parchetti, qua, che abbiamo anche il Palle Cicogna, sì, nei luoghi di aggregazione dei adolescenti dove vanno adesso, insomma. Se io fossi stato qui a casa, magari in qualche modo sarei intervenuto anche con dei modi non canonici, ecco, perché secondo me manca proprio una sorta di educazione che parte dalla famiglia. E anche il sindaco non è che possa
garantire una sicurezza, anche perché sono anche stupidaggini questi, però secondo me bisognerebbe proprio educare i figli. Secondo me c'è vandalismo che gira, secondo me. Chi non so, ma un po', tutto un po', ecco, mettiamo il caso, no? Non funziona bene queste cose. Non si può stare tranquilli perché si permette di tutto. E questo non va, è grave per me, per noi, per tutti. La segnalazione è passata di voce in voce sui gruppi social del paese dopo che pochi giorni fa un residente segnalava lanci di sassi in una via residenziale sempre per mano di ragazzini. L'appello del sindaco. Lanciare delle uova innanzitutto è pericoloso perché sono oggetti anche pesanti. La paura è quella che questi gesti possano essere ripresi in maniera un po' più pesante come l'anno scorso, perché non era solo il lancio dell'acqua e della bottiglietta, ma poi l'automobilista era stato colpito con lo spray peperoncino. È una fotografia di un disagio che non può essere accettata. Visto che questi ragazzi probabilmente si ritengono coraggiosi, un gesto di coraggio sarebbe quello di suonare il campanello, chiedere scusa. Insomma, si faceva una volta, magari a suo tempo accompagnati dai genitori per un orecchio, oggi un gesto di coraggio può essere questo. La prima pagina dell'Arena di Verona, spedizione punitiva legata allo spaccio, fermati 3 giovani per tentato omicidio, si cerca il quarto, vi daremo altri particolari nei TG di stasera. E poi dopo la rissa tra ragazzi, Minerve chiude i parchi di notte e il caso diventa politico, quindi la violenza giovanile che è ormai dilagante. Un'altra spaccata tra lunedì e martedì al bar La Torre di Conegliano, è stata rubata la cassa, la titolare dice fa paura pensare che qualcuno si sia finto cliente per ispezionare il locale e per poi colpire. È un dispiacere sicuramente, un dolore perché è come entrino ovviamente in casa propria, che poi è casa mia, e un po' di paura naturalmente, perché vuol dire che durante il giorno qualcuno viene a bere un caffè, viene a bere un aperitivo, ci controlla, perché questa è gente che sicuramente sa i miei orari, i miei spostamenti, quelli anche di altri locali, e poi colpiscono, quindi la paura c'è. Sara Lotta è convinta che chi ha colpito nel suo bar nella notte tra lunedì e martedì conoscesse bene i suoi movimenti, forse proprio un cliente. La spaccata tra la mezzanotte e le 3, solo alle 5, quando il primo fornitore è arrivato per consegnare le brioche, si è accorto dell'accaduto e ha avvertito la titolare. Hanno rotto una porta importante perché è molto, molto grossa, quindi ci hanno messo sicuramente tanto tempo e gli ultimi secondi li hanno usati per portare via la cassa, nient'altro. In cassa appena qualche spicciolo, complessivamente circa 1.000 euro di danni, ma l'importante è che nessuno si sia fatto male, dice Sara, non nuova ad episodi simili. In tanti anni hanno già tentato almeno 4-5 volte di entrare, solo sempre danni alla finestra, alla porta, cambiati i vetri, ma mai entrati, questa volta sono entrati. Sara Lotta non ha alcuna intenzione di farsi fermare da quanto successo, tantomeno di cambiare le proprie abitudini. Io continuo il mio lavoro, i miei ritmi, sicuramente staremo più accorti, quindi se prima erano 10 monetine ne lascerò 2, anzi lascio la cassa addirittura aperta così non la rompono. Allora in regia oggi Tony Esposito e Simone Merlo, andiamo avanti con la cronaca. Un uomo che ha creato scompiglio in un bar di Montecchio Maggiore è stato denunciato dai carabinieri. Montecchio Maggiore entra in un bar di via Roma e chiede da bere superalcolici. Lui è un 35enne del Marocco. Considerato il suo evidente stato di alterazione, i gestori tentano di dissuaderlo e di allontanarlo dal locale, ma lui a quel punto afferra alcune bottiglie dal bancone e inizia a bersagliare tutti i clienti, costringendoli a fuggire verso l'esterno. Non soddisfatto, prende a bottigliate le suppellettili, mettendo a soqquadro il bar. Parte l'allarme al 112. Sul posto arrivano i carabinieri di Montecchio Maggiore, supportati da un equipaggio radiomobile di Valdagno. Prontamente i militari immobilizzano l'immigrato che, dopo una breve colluttazione, viene caricato a forza sulla vettura di servizio per essere accompagnato in caserma. Anche se ammanettato durante il tragitto, l'esagitato prende a calci l'abitacolo, danneggiando le portiere posteriori della macchina. In caserma, riportato lo straniero alla calma, è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri e vediamo i primi provvedimenti dopo la rissa in piazzetta Bertossi a Pordenone. Sono stati denunciati per lesioni aggravate i 2 giovani
rimasti coinvolti. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco Alessandro Basso, che dice di voler contrastare in ogni modo la malavita. Io lo ripeterò, lo sfinimento, noi da questo punto di vista non ci fermiamo, non è solamente una questione di decoro, è una questione di degrado. Il dispositivo antidegrado della questura continua e ci vede impegnati con squadre interforze. Così il sindaco di Pordenone Alessandro Basso, dopo la violenta lite scoppiata martedì sera in piazzetta Bertossi nel cuore della città. Un episodio che riporta tensione in un'area già in passato interessata da episodi simili, nonostante mesi di relativa tranquillità e il presidio costante delle forze dell'ordine. Martedì sera la situazione è nuovamente degenerata in pochi istanti. Una lite violenta tra due giovani e la mattina successiva i residenti si sono risvegliati trovando tracce di sangue nella piazzetta. I due, un 24enne e un 23enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine, saranno denunciati per lesioni aggravate. Più grave il 23enne, ancora ricoverato a Pordenone con una prognosi di 20 giorni dopo una ferita da taglio che gli ha provocato la perforazione di un polmone. Il 24enne ha invece riportato un trauma cranico ed è già stato dimesso. Un episodio che riaccende la preoccupazione tra i residenti e il tema della sicurezza nell'area. È vero, a volte da lì ci spostiamo da un'altra parte e cerchiamo di seguire. Però devo dire che il netto contrasto che vogliamo dare alla malavita, anche dal punto di vista del decoro e del degrado, sta continuando, continuerà e non ci fermeremo. Prova ne sia che siamo intervenuti immediatamente, prova ne sia che le forze dell'ordine sono intervenute tempestivamente, prova ne sia che i tavoli delle istituzioni immediatamente si sono attivati e non si disattiveranno. Intervista di Federico De Rossa e vediamo a Silea un corso di pizzaioli anti-Maranza nella Casa degli Anziani, dove le generazioni si incontrano, un progetto portato avanti dal Comune e dalla cooperativa sociale Itaca. Qui c'è l'intergenerazionalità, questo è il centro anziani di Cendon, è un'antinoia alla fine ed è imparare un lavoro, quindi alla fine noi arriviamo a raggiungere tutti gli obiettivi in un semplice laboratorio ed è una scommessa che abbiamo fatto partire, come dicevo prima, un po' di anni fa e per cui vale veramente la pena. Poi i ragazzi si impegnano tantissimo, vengono qua volentieri, la pizza piace, abbiamo un grandissimo insegnante, Luca Bonazza, che insomma sa coinvolgerli e anche tenerli in maniera sana. Un progetto che a Silea si ripete con tutta la forza dirompente che ha il mettere letteralmente le mani in pasta per imparare a fare la pizza. Togliere i ragazzi dai social e offrire opportunità è l'unica ricetta per guarirli, tra virgolette, dalle derive pericolose di questi anni. I ragazzi vanno seguiti, i ragazzi ci vengono dietro, i ragazzi basta fargli delle proposte serie e loro ci sono, è così. Oltre ad imparare a fare la pizza, qui si impara a collaborare per fare con le proprie mani qualcosa che poi verrà condiviso da tutti. Abbiamo avuto più iscrizioni degli anni scorsi, i ragazzi sono 18 iscritti e si stanno tutti impegnando moltissimo, quindi mi sembra accolto molto bene. Qui trovano la famiglia che magari in altri posti non hanno. Nei giorni scorsi altri ragazzi nel progetto Mato Grosso si sono proposti per piccoli lavoretti, il cui ricavato è andato in beneficenza. Nei prossimi giorni partirà il baseball, poi c'è la ricetta di Dino Longhino, il vero factotum del centro, che ha una sua via personale per farsi amici i giovani problematici. Entro dentro, se sono fuori seduti, prendo un sacchetto di patatine, prendo una bottiglia di aranciata, una di acqua, gliele porto fuori e gliele offro. E così siamo diventati amici. Qui da noi difficilmente ci fanno dei dispetti e questo è il mio metodo di approcciare. Qui una volta i ragazzi che si fermavano di sera lasciavano tutto in disordine, ora non più. Usano lo spazio e lasciano immacolato e anche i nuovi arrivati trovano soddisfazione. Io personalmente ho voluto fare questa attività per imparare una nuova soft skill, cioè quella di saper fare la pizza. Nella vita studio perché sto provando a finire il mio percorso di studi dei superiori al Mazzotti Serale. Ho voluto venire qua per provare a imparare qualcosa di nuovo, anche perché io in cucina non sono molto bravo, cioè per niente, quindi magari imparare a fare qualche piatto, soprattutto qualcosa di classico come la pizza, mi piace come idea. Bella iniziativa, il servizio di Elena Dal Forno. Spesso si dice contro i bulli, i vandali, i ladri bisognerebbe impiegare gli alpini, ma gli alpini non spetta loro l'ordine pubblico e sono oggi per 3 giorni a Gemona del Friuli, a 50 anni dal terremoto che sconvolse la regione. Andiamo in diretta dal tenente di artiglieria
Lucio Zanato. A te Lucio. Buongiorno, anzi dovrei dire comandante, visto che essendo il direttore sei anche il comandante della televisione. Allora, intanto buongiorno, come vedi sta procedendo la lunga marcia degli alpini trevigiani da Treviso fino a Gemona. Li abbiamo intercettati qui lungo diciamo così, la piana del Tagliamento e come vedi, come è giusto che sia, con gli alpini ci sono anche i muli. Però per una questione di grado, come si dice, prima di sentire come dire, i conducenti andiamo a sentire il capogruppo del gruppo Alpini Salsa Reginato. Capogruppo, come sta procedendo la marcia? Buongiorno innanzitutto, ma direi bene, siamo al punto d'arrivo, ormai manca poco. Fatto caldo, però insomma, tutto sommato è andato tutto bene. Ecco, diciamo che questo è un tratto importante perché voi siete partiti sostanzialmente da Pinzano al Tagliamento, che ricordiamo è stato uno degli 11 cantieri che sono stati organizzati nel 1976 dall'Associazione Nazionale Alpini, dall'allora Presidente Bertagnolli, proprio per dare una mano a queste popolazioni martoriate dal terremoto. Esattamente, la nostra partenza è venuta proprio a Pinzano, sede del cantiere numero 10, che ha visto la sezione di Treviso insieme ad altre sezioni partecipare alla ricostruzione. Da Pinzano siamo andati a Muris, da Muris oggi arriveremo ad Osoppo e domani da Osoppo Gemona. È un'altra delle tante marce della memoria che voi organizzate proprio come gruppo Salsa Reginato. Esattamente, sono 20 anni che facciamo le marce della memoria, chiaramente esclusione nei periodi del Covid. E questa assume un significato particolare proprio perché sono i 50 anni dal terremoto, dall'Orcolat. So che sto come dire, battendo il passo, no? Dovremmo tenere un passo uniforme, però lascio andare, sento qualcuno della ciurma, anzi del gruppo. Allora, intanto come sta andando? Bene, caldo ma bene. Ecco, adesso vi siete un attimo fermati perché c'è un attimo di fresco, perché devo dire, direttore, la temperatura è davvero elevata, però qui c'è tantissima passione e soprattutto c'è tantissima abnegazione. Però uno si chiede, ma chi ve lo fa fare? Non l'avete già fatto durante la Naia? Sì, però la stessa passione la portiamo avanti. Ma come esempio per i giovani oppure solo per dire siamo ancora in grado di farlo? Allora, il calore che ci danno la popolazione dove vai a sfilare, dove vai a visitare, ci dà una sensazione dentro di essere grandi, di essere alpini. Diciamola così. Diciamo proprio essere alpino. Questa è perché poi viene riconosciuto il fatto che quando c'è bisogno siamo pronti. Ecco, allora volevo dirti questo, direttore, intanto cerco di come dire, grazie, intanto buona marcia, avanzo ricordandoti, direttore, che oggi abbiamo seguito le prime 3 cerimonie ufficiali con i colleghi Monica Nardini e Omar Costantini, ovviamente di TV12, abbiamo seguito qui in Friuli prima a Venzone, abbiamo seguito la prima cerimonia all'interno della caserma e poi successivamente la Goi Pantanali, che è la caserma del gruppo Conegliano ma anche del gruppo Udine, dove ci sono stati ben 29 alpini di leva che hanno lasciato la vita proprio quella notte del 6 maggio 1976 e poi abbiamo seguito invece l'ultima cerimonia che ha ricordato l'alpino Goi, che nel 1943 cadde sul fronte russo per cercare di difendere il proprio comandante, lui era vicecomandante. E allora con il nostro Alberto Pivetta, che notoriamente ha 1/3 dei miei anni, quindi è molto più veloce di me, stiamo cercando di raggiungere la testa, perché ovviamente la particolarità di questa marcia del ricordo è la presenza dei muli. I muli che sono uno dei simboli del gruppo e in genere degli alpini, e allora andiamo a sentire il principale conducente dei muli. Senta, come si stanno comportando i nostri alpini a 4 zampe? Molto bene, sono educati, bravi, non mollano mai.
insomma sanno dell'ordine della disciplina tipica di chi porta la penna. Esatto, sanno stare al comando. Ecco, ma senta, ma perché, cioè voglio dire, voi ce ne avete 365 giorni all'anno, che significa, questo tanta gente lo dimentica, avere come dire, un ricovero per tenerli spazzolati tutti i giorni, muoverli, dargli semplicemente da mangiare, curarli, ma chi ve lo fa fare tutto questo impegno? Ma la passione che abbiamo per questi animali è grande, allora non è un peso. E poi tra l'altro devo dirti, direttore, che qui per un verso stanno come dire, avanzando verso Gemona, per l'altro stanno già pensando alla Triveneta del prossimo anno, che ricordo sarà a casa nostra, cioè sarà a Treviso. Esatto, sarà una marcia che faremo di avvicinamento a Treviso con i muli e pensavamo di farla in notturna questa volta. Ecco, esatto, quindi c'è sempre qualcosa di nuovo, gli alpini hanno sempre qualcosa di diverso da proporre. Grazie, buona marcia, ci vediamo a Gemona. È il momento, tra l'altro stanno raggiungendo il punto di fermo per quanto riguarda il rancio di mezzogiorno, poi la marcia proseguirà nel pomeriggio e credo in serata o forse domani al massimo arriveranno a Gemona e noi naturalmente continueremo a raccontarli. Faccio vedere che c'è anche un basco al termine che noi conosciamo molto bene, perché va ricordato che non solo gli alpini intervennero a dare una mano alle popolazioni martoriate dal terremoto, ma anche tantissimi, insomma, della fanteria e non solo, cioè i baschi neri. E con questo, direttore, anzi comandante, per il momento dal tagliamento è tutto, a te la linea. Grazie Lucio, grazie molte, davvero un bel reportage sugli alpini, tanto in movimento con il nostro operatore che deve camminare così, e devo dire complimenti per il lavoro che state svolgendo. Seguiremo in diretta ovviamente tutta la Triveneta anche domani e dopodomani con lo sfilamento. Adesso voltiamo pagina e andiamo a Montebelluna da Marta Zatta e da Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica, perché c'è una mostra importante che riguarda i morti, le troppe morti sul lavoro. A te Marta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, noi ci troviamo in questo momento alla biblioteca di Montebelluna, dove è stata inaugurata oggi la 120esima edizione di una mostra fotografica davvero importante. Alle nostre spalle infatti vedete le foto delle vittime morte sul lavoro, un vero e proprio pugno nello stomaco, quello insomma che si vede anche. Chiediamo a Nicoletta Rizzetto se appunto ce lo può mostrare. Io sono anche in compagnia di Monica Michelin, mamma di Mattia, lo conosciamo davvero molto bene, una vittima purtroppo delle morti sul lavoro. È importante insomma portare avanti iniziative di questo tipo? Sì, sicuramente è molto importante, serve per tenere viva la memoria di chi purtroppo non ha più modo di parlare, di difendersi. Per noi aver ospitato la 120esima mostra qui a Montebelluna è stato un grande onore e ringrazio l'associazione in memoria di Ruggero Toffolutti, ringrazio Valeria nella sua persona e quindi ieri abbiamo allestito questa mostra e, come è stato detto, è veramente un pugno nello stomaco, è una cosa di un'emozione vedere questi volti, vedere queste facce sorridenti, leggere le didascalie che ogni volto accompagna, ci fanno capire che questi non sono numeri, sono persone, avevano degli affetti, avevano dei progetti, avevano una vita davanti che purtroppo è stata tolta. Ecco, appunto lo dicevamo, è importante portare avanti iniziative del genere anche perché i dati generali che ci parlano ancora di troppe morti sul lavoro anche nella provincia di Treviso. In questi giorni tra l'altro è stata firmata anche un'ordinanza da parte del Presidente del Veneto Alberto Stefani che vieta di lavorare nelle ore più calde, da mezzogiorno e mezzo alle 16, vista anche l'ondata di caldo che ha travolto di fatto il Veneto, che ha travolto anche la provincia di Treviso. Qui con me anche Sara Pasqualin, che è segretaria generale della CGIL di Treviso. Sì, infatti siamo riusciti dopo tante giornate di discussione a
fare questo protocollo e a portare a casa questo risultato. Noi crediamo che sia importante, è importante averlo fatto preventivamente piuttosto che il minuto dopo, perché comunque c'erano già stati degli episodi che hanno anche qui nel nostro territorio di Treviso, che hanno di fatto con dei lavoratori che si sono sentiti male. Il caldo purtroppo è una delle emergenze che abbiamo oggi, che avremo anche nei prossimi giorni, e bisogna sempre, come ho detto prima, preventivamente munirsi per tentare di evitare che ci siano morti o infortuni gravi sui posti di lavoro. Infatti, appunto, proprio lo diceva proprio bene, proprio in questi giorni ci sono stati già purtroppo i primi malori, quindi è importante insomma anche rispettare le regole, ma avere anche e soprattutto piena coscienza insomma di quello che si fa anche da parte del datore di lavoro e del lavoratore stesso. Ma infatti la consapevolezza e la cultura di quello che è la sicurezza sul lavoro. Noi stiamo tentando di fare questo, lo diciamo in tutte le assemblee con i lavoratori e le lavoratrici, e formiamo culturalmente anche i nostri RLS nei luoghi di lavoro, e soprattutto mostre come queste servono a far capire che persone normali che avevano una vita, che avevano dei progetti, improvvisamente si trovano con la vita spezzata e i loro progetti finiti. Quindi è un colpo duro che bisogna dare per far capire che la sensibilizzazione è fondamentale sull'argomento della sicurezza sul lavoro. Grazie davvero a Sara Pasqualin. Per il momento da Montebelluna è tutto. Direttore, di nuovo a lei la linea. Grazie Marta Zatta, Nicoletta Rizzetto. Potrebbe essere stato un malore provocato dal gran caldo, la morte di un uomo, di un ex carabiniere di 70 anni, Michele Masetto, che stava falciando l'erba vicino a un canale, purtroppo è scivolato e è caduto in acqua, forse appunto colpito da un malore. La tragedia è accaduta a Spresiano. Stava sfalciando l'erba sulla riva di un corso d'acqua sotto il caldo torrido. L'ultimo a vederlo vivo è stato il cugino Federico Granziera, che stava passando proprio in quella zona. Un saluto veloce, perché Michele Masetto, 70 anni, ex carabiniere, stava ancora lavorando. Un'ora dopo, un'ora e un quarto dopo, sono tornato indietro, non c'era più. Pensavo avesse finito di lavorare, forse dentro in casa, non ho fatto caso. Masetto è scivolato nel canale irriguo, forse per un malore oppure per una caduta accidentale. Il fratello Luigi più volte aveva suonato a casa senza avere risposta. Nella mattinata era tornato nuovamente a casa, ma lui, il 70enne, non c'era. Il fratello ha iniziato a controllare la zona palmo a palmo. A dare l'allarme sono stati i propri familiari, che avevano notato anche la mancanza del decespugliatore e degli stivali che egli stesso utilizzava per i lavori in campagna. Sul posto sono arrivati subito i sanitari del SUEM 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Spresiano. Alle 16 circa la tragica scoperta: il corpo è stato trovato dentro il canale irriguo. Lui era dopo di là, cominciava a tagliare qua, piaceva tenere pulito, e là è scivolato dentro e col peso del cespugliatore. Amante degli animali, Michele Masetto viveva da solo. Ci trovavamo qua domenica mattina per bere qualcosa insieme, stare, e poi basta, comunque un gran cuore Michele. Al momento non è possibile accertare se si sia trattato di un malore, un colpo di calore visto le alte temperature di questi giorni, o di un incidente. L'uomo potrebbe essere scivolato senza riuscire a risalire la riva. Una tragedia che ha scosso l'intera comunità. Servizio di Daniela Sizia. E c'è stato un dramma in una piscina termale di Montegrotto. Una turista è morta dopo aver accusato un malore in acqua. Quando il bagnino ha visto il corpo galleggiare si è subito gettato in acqua, ma per la 75enne non c'era già più nulla da fare. Il dramma alle piscine termali preistoriche di Montegrotto Terme. Un'anziana è deceduta in seguito ad un malore. La vittima è Renza Campaci di Cavarzere. Si trovava alle terme in gita con il gruppo della Proloco del suo comune. La donna era da poco entrata in piscina quando ha accusato il malore fatale. Il bagnino ha visto il corpo in acqua ed ha tentato tutte le misure di rianimazione. Immediati anche i soccorsi arrivati dal vicino ospedale di Abano, ma la 75enne era già morta. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti di rito, anche se si tratta di una morte naturale. Si attende in queste ore il nulla osta della procura, la restituzione della salma alla famiglia per i funerali. Servizio di Valentina Visentin. Il Veneto è nella morsa del caldo, come
purtroppo sappiamo tutti, sono in arrivo però temperature prossime ai 40 gradi, quindi è scattata l'allerta gialla nella nostra regione. Punte di 37-38 gradi con picchi di 39 attesi nel Rodigino, colpa dell'anticiclone nordafricano che garantirà giornate soleggiate ma anche massima al di sopra della media stagionale. Nel fine settimana che segna l'inizio ufficiale dell'estate, in arrivo in Veneto un'ondata di calore che ha fatto scattare l'allerta gialla della Protezione Civile. In queste ore sarà possibile trovare refrigerio su Dolomiti e Prealpi, ma anche qui da domani si soffrirà il caldo con temperature sicuramente più gradevoli ma comunque elevate. Aria che poi calda, che in modo particolare sulla pianura padana si insacca e quindi dà ancora più effetto, perché non avendo un ricambio i sistemi perturbati non passano, quindi aria che stazione si carica sempre più di umidità e di caldo e quindi di energia. Quindi nelle prossime ore avremo dei valori veramente straordinari, considerando che siamo in giugno, quindi valori massimi intorno a 34, 35, forse 36 gradi all'ombra, perché al sole sono molti, ma molti di più. E soprattutto i valori minimi che si mantengono intorno ai 23, 24, anche 25 gradi, quindi avremo anche la notte del tipo tropicale. Ondata destinata a prolungarsi fino a mercoledì e giovedì, ma temperature sopra i 30 gradi caratterizzeranno tutto il mese di giugno. Energia che si ferma da noi e poi con il passare dei giorni aumenta e probabilmente nella prossima settimana poi potremmo avere la possibilità, si creano le condizioni anche di qualche temporale. Intanto da lunedì prossimo sarà attivo il numero di pubblica utilità del Ministero della Salute 1500 che offre ascolto e informazioni ai cittadini, soprattutto alle persone più fragili e a rischio, per mitigare gli effetti delle ondate di calore sulla salute. Il numero sarà operativo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, esclusi i giorni festivi. Grazie al nostro meteorologo, il generale Giancarlo Iannicelli, nel servizio di Francesca Bozza, e con il caldo ovviamente la siccità, una combinazione terribile per l'agricoltura, con la previsione di temperature torride per i prossimi giorni in molte province venete, già crisi idrica. Oggi esiste il problema caldo in agricoltura, cambiamenti climatici sempre sotto attacco per quanto riguarda gli agricoltori. Quando piove tanto i primi a essere tartassati sono gli agricoltori. Nel delta del Po e nel comprensorio del Brent è già crisi idrica. L'ultimo bollettino spiega che nei prossimi giorni è previsto un aumento della domanda di acqua per irrigare i terreni agricoli a causa delle alte temperature e del momento cruciale per la raccolta. Attualmente la portata del Po è inferiore a 440 metri cubi al secondo, un valore al di sotto della soglia critica. Alcuni consorzi di bonifica hanno inviato comunicazione ai propri consorziati dicendo che ci sarà la possibilità e la necessità di eliminare dei turni di irrigazione. Nel momento in cui non c'è acqua va in difficoltà un intero settore e quindi siamo molto preoccupati su questo. Cosa bisogna fare? Grossi investimenti, grandi invasi e dare la possibilità alle aziende agricole di avere l'acqua montana. A soffrire di più le coltivazioni che si avvicinano al momento del raccolto. Le colture che oggi sono più colpite sono quelle che vanno oggi in maturazione, quindi il nostro mais soprattutto, ma anche tutte le colture orticole, quindi è un settore in difficoltà, oltre all'aspetto anche del benessere degli animali. Sono stati fatti grandi investimenti anche per il benessere degli animali, ma questo non basta per evitare i danni. C'è una riduzione della produzione del latte e anche della carne nel momento in cui c'è molto caldo per lo stress appunto che i bovini subiscono. Insomma, una nuova emergenza ormai dietro l'angolo, guardando anche le previsioni di caldo torrido per i prossimi giorni. Nel 2022 ci fu una situazione simile, superata con 30 milioni di danni. Servizio di Federico Fusetti, andiamo in pubblicità con i nostri registi Alberto Pivetta e Tony Esposito. A tra poco. Di nuovo in diretta con i nostri registi Tony Esposito e Simone Merlo. Vediamo le carte d'identità
elettronica, perché sapete che bisogna adesso finire con l'era delle carte d'identità cartacee. Il Consiglio dei Ministri ha però annunciato che resteranno valide fino alla scadenza. È un annuncio che secondo molti comuni italiani crea confusione. Padova è in prima linea insieme ad altri comuni per chiedere chiarezza al governo. Sentiamo Valentina Visentin. Siamo con l'assessora del Comune di Padova, Francesca Benciolini, per parlare del tema delle carte d'identità. Per normativa europea dal 3 agosto del 2026 la carta d'identità cartacea non è più valida, almeno anche per l'espatrio, e quindi molti comuni, tra cui Padova, già nei mesi precedenti si sono attivati per sensibilizzare la popolazione al rinnovo e quindi al cambiamento della carta d'identità cartacea in quella elettronica che è valida per l'espatrio. Qualche giorno fa però una nuova direttiva del Consiglio dei Ministri ha ricambiato quelle che sono le disposizioni, considerando le carte d'identità cartacee valide fino alla scadenza naturale. Questo però per i comuni ha generato un po' di confusione, soprattutto per comuni come quello di Padova, che si erano già attrezzati per affrontare questo rinnovo importante. E così, insieme a tante altre amministrazioni, assessore, avete scritto al governo per chiedere chiarezza. Ma cosa sta avvenendo? Allora, la confusione più ancora che nei confronti dei comuni a cui questa cosa non è stata comunicata, se non via mezzo stampa e all'interno di un decreto che riguardava lo sport, quindi non specifico su questo provvedimento delle carte d'identità, fa confusione per i cittadini e le cittadine che si sentono dire, dopo che per mesi abbiamo attivato una task force per poter provvedere ad avere per tutti la carta d'identità elettronica, si sentono dire no, la cartacea è ancora valida. In realtà non è vero, perché la carta d'identità cartacea dal 3 agosto comunque per alcune funzioni, tra cui quella dell'espatrio, non sarà più valida. Quindi adesso dire che sarà valida quando lo è solo per alcune funzioni e per altre peraltro non lo sappiamo, per esempio tutta la relazione con gli enti privati, pensiamo alle banche, sarà o non sarà valida nei confronti di questi enti? Quindi il cittadino, al netto del fatto che sarà comunque un documento di riconoscimento, potrà utilizzarla per quelle che sono le funzioni per cui vengono normalmente usate le carte d'identità? Questo è una cosa che crea confusione, che non ha richiesto un'interlocuzione da parte del governo con i comuni in modo da poter anche provvedere a una comunicazione chiara, trasparente nei confronti della cittadinanza, crea confusione e mette nei comuni, che in questi mesi tra l'altro abbiamo provveduto a fare in modo che i nostri uffici fossero aperti in orari suppletivi, che ci fosse un allargamento degli orari, che ci fosse del personale dedicato, dedicando anche energie e costi a questa trasformazione. Oggi ci troviamo invece che siamo in balia di qualcosa e il cittadino naturalmente viene dai comuni a chiedere chiarezza e noi chiediamo che anche il governo sia chiaro in queste comunicazioni. Anche perché siamo in un periodo, quello estivo, ovviamente dedicato alle vacanze, e magari tanti cittadini sono convinti di poter andare all'estero con la carta d'identità cartacea, così non è. Esatto, questo è proprio il periodo in cui tante persone si accorgono all'ultimo, dopo aver acquistato un biglietto aereo, che non hanno la carta d'identità valida o non valida. È il periodo in cui siamo più carichi di queste richieste, e generare questa confusione sulla validità o meno della carta d'identità cartacea rispetto all'utilizzo per le vacanze crea naturalmente molta confusione, cioè rischiamo che ci siano delle persone che arrivano all'aeroporto con la carta d'identità cartacea convinti di poterla usare e invece non la potranno usare. Il Comune di Padova, insieme a quelli di Vicenza, Firenze, Bergamo, Milano, Fiesole, ma si sono aggiunti anche più di recente anche Bologna e Torino, ha chiesto al governo chiarezza. Possiamo fare un appello ai cittadini, dando le indicazioni per il rinnovo della carta d'identità elettronica entro il 3 di agosto? Sì, oggi la carta d'identità elettronica è un documento importante non solo per l'identità in sé, ma anche per tutte le funzioni che ci apre la carta d'identità, quindi l'espatrio, quindi la possibilità anche di accedere ai servizi attraverso quelle che sono gli ingressi nei siti delle pubbliche amministrazioni. Quindi, visto che noi comunque come Comune di Padova ci siamo assolutamente attrezzati già da dicembre, ampliando gli orari, ed è possibile già oggi prendere appuntamento nei nostri uffici dell'anagrafe e andare a fare la CIE, l'invito è a quei pochi che sono rimasti, perché in realtà molti sono già venuti, di andare a fare la CIE, che così il tema si chiude e uno poi ha il documento che gli serve per tutte le funzioni. Grazie Valentina Visentin. Passiamo all'Electrolux, oltre 2000
persone in corteo a Pordenone contro i tagli annunciati dalla multinazionale svedese, poi il tavolo in prefettura con istituzioni e sindacati. Sentiamo il servizio della nostra redazione. E non è più solo l'avvertenza di singoli territori, ma è un tavolo che va discusso a livello nazionale, perché ne vade della nostra competitività, oltre che del nostro tessuto sociale, economico e produttivo. È stato definito positivo l'incontro in prefettura a Pordenone tra istituzioni e sindacati con il prefetto Michele Lastella. Durante il tavolo sono state raccolte le istanze del territorio che verranno portate al governo nell'ambito dell'avvertenza Electrolux. È una fabbrica che va salvaguardata non tanto per l'oggi, anche per l'oggi, ma soprattutto per il futuro, perché oggi ci sono famiglie intere che lavorano in Electrolux, i loro genitori hanno lavorato in Electrolux e a volte ci sono i nipoti con i nonni che hanno lavorato dentro. 3 generazioni di lavoratori che rischiamo di perdere e perdere professionalità. Qualche ora prima, oltre 2000 persone avevano partecipato al corteo, partito dallo stabilimento di Porcia e arrivato a Pordenone per contestare i tagli annunciati dal gruppo. Abbastanza preoccupato, onestamente. Sono indecenti le proposte dell'azienda per dover togliere a dei lavoratori un posto di lavoro con cui hanno vissuto sempre in questo stato, in questa regione. La mobilitazione arriva nonostante il congelamento per 50 giorni del piano di riorganizzazione che prevede oltre 250 esuberi a Porcia e più di 1700 in Italia. È il sistema planetario globale che non funziona, perché qui appunto bisogna che l'Europa faccia capire che se vuole difendere certi valori allora deve essere molto ferma, molto forte, non concedere che si speculi più, perché questo è solo frutto di una speculazione. Al contempo da Porcia e dalla regione Friuli Venezia Giulia parte un segnale forte e unitario contro il piano della multinazionale. Non siamo nel 2014, non bastano interventi economici, ricerca e sviluppo e ammortizzatori sociali, perché fra 2 anni altrimenti saremo punto a capo. Bisogna modificare la strategia industriale con norme nazionali e sicuramente con norme europee. È una partita che prima la guardavamo, oggi è una partita che invece giochiamo e cominceremo col calcio d'inizio al 25 di giugno, che è il primo incontro importante, per poi capiremo effettivamente cosa l'impresa metterà e chiederà nel tavolo per andare avanti nei prossimi incontri. Andiamo a Tezze sul Brenta per uno dei più gravi inquinamenti di falde acquifere d'Europa, una storia alla quale si sta per mettere la parola fine. Era il 7 febbraio del 2013 quando quest'acqua è stata raccolta proprio qui in questo punto. Siamo a Tezze sul Brenta, area ex PM Galvanica. Da qui è partito uno dei più grandi inquinamenti di falda acquifera d'Europa. Le analisi sul campione raccolto dall'allora sindaco Valerio Lago diedero un risultato impressionante: 430.000 microgrammi per litro d'acqua di cromo esavalente, sostanza cancerogena e mutagena quando supera i 50 microgrammi. C'era un pozzo dove si coglieva l'acqua con dei cucchiaini mollando giù delle corde, e questa è stata raccolta proprio qui. Quindi sentire adesso la parola fine, quindi bonifica avvenuta, ci riempie di orgoglio e di soddisfazione, ma soprattutto toglie quel senso di catastrofe che aveva la comunità, perché questa comunità è stata trafitta da questo problema. La fabbrica dei veleni ora è stata rasa al suolo. Il capannone dove la Tricom e la PM Galvanica sversavano il cromo esavalente nel terreno e nelle falde non c'è più. Nel 2023 sono iniziati i lavori di realizzazione del sarcofago di cemento destinato ad isolare il terreno inquinato. Un intervento costato 6.650.000 euro, finanziato dalla Regione Veneto. Una grande soddisfazione per il risultato ottenuto, manca circa un mese di lavoro e poi possiamo porre parola fine a questo grave problema del nostro territorio. I ringraziamenti vanno alla Regione e a tutti gli enti che si sono adoperati e che hanno passo passo condotto questo progetto di risanamento di questa area, circa 1000 metri quadrati.
rimangono comunque i monitoraggi? Assolutamente sì, rimane il monitoraggio. ETRA lo ha mantenuto, lo sta mantenendo in caso di nel periodo in cui si faranno le verifiche, e se c'è la necessità la barriera idraulica verrà riattivata. L'intervento di bonifica è quasi terminato, vediamo com'è la situazione dal punto di vista tecnico. Sentiamo. L'intervento di messa in sicurezza ha previsto l'isolamento della sorgente mediante la realizzazione di una struttura fisica, il cosiddetto diaframma plastico, laterale alla zona dell'area contaminata, spinto fino a 23 metri di profondità su una lunghezza grosso modo di 120 metri. Se questa insomma è l'area, si vede chiaramente interessata, scorre lateralmente lungo questo perimetro, quindi ha uno spessore, una larghezza di 1 metro e corre lungo tutti i 4 lati di questo quadrato. Fino a meno 23 metri. Fino a meno 23 metri di profondità. È stato poi realizzato a completamento di quello che sarà il sarcofago, il tappo di fondo, ovvero una struttura impermeabile di spessore di 2 metri tra meno 23 e meno 21 metri di profondità, realizzata tramite la perforazione di oltre 1800 fori di sondaggio che hanno permesso appunto l'iniezione della miscela cementizia. Gli stessi fori poi sono serviti per iniettare il reagente che ha ridotto le concentrazioni di cromo esavalente, riducendo poi il composto a un composto trivalente non più tossico nocivo. Allora, vediamo con la nostra regia la dipendente dell'ULSS 2 in fase di cambio di sesso, che chiede di poter essere chiamata con il suo nome da donna. L'azienda sanitaria dà il via libera e approva il regolamento per identità alias del personale nel percorso di cambio di genere. Ha chiesto di poter essere chiamata con il nome che la rappresenta ora che ha iniziato il percorso per cambiare sesso. Si tratta di una dipendente dell'ULSS 2 che fin dall'età di 5 anni si era resa conto di essere in un corpo che non era il suo. Così ha deciso di iniziare questo percorso, ma ha chiesto all'azienda di poter utilizzare il nome che aveva scelto. L'ULSS non si è fatta attendere ed ha approvato il nuovo regolamento per la tutela dell'identità alias del personale che abbia intrapreso un percorso di affermazione di genere, dando concreta attuazione a quanto previsto dai più recenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità e della dirigenza. Insomma, la dipendente potrà, in attesa della conclusione dell'iter giudiziario di rettificazione anagrafica, avere il nome che ha scelto. Ringrazio l'azienda per aver recepito la mia richiesta di essere identificata con il nome nel quale mi riconosco, che sancisce il percorso di cambio di genere che ho avviato. All'inizio ho pensato che probabilmente avrei dovuto cambiare azienda una volta conclusa la transizione, ha spiegato la dipendente, perché non ero sicura di poter essere accettata come donna da chi mi aveva conosciuto come uomo. Così non è stato e di questo non posso che ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutata e mi stanno aiutando. Il nuovo regolamento disciplina in pratica le procedure di richiesta, le garanzie di riservatezza e le modalità di utilizzo dell'identità alias negli strumenti aziendali, quali badge identificativi, indirizzi di posta elettronica, targhette, turnazioni ed altri contesti organizzativi interni. L'approvazione del regolamento si inserisce nel percorso che l'ULSS 2 sta portando avanti per promuovere il benessere lavorativo, la valorizzazione delle persone e la qualità dell'ambiente professionale. Servizio di Daniela Sizia, vediamo una notizia dalla Nuova Venezia. A Mestre una mamma muore a 41 anni, lascia marito e un figlio. Cordoglio per la scomparsa improvvisa di Francesca Battistella, morta a 41 anni per un malore. In poche ore i social si sono riempiti di messaggi e di ricordi per questa giovane donna. Andiamo in pubblicità con i nostri registi Tony Esposito e Simone Merlo. State con noi, grazie.
Ci chiediamo, erano al G7 o all'asilo Mariuccia? Guardate questo titolone del Corriere della Sera: scontro totale Trump-Meloni, mi ha implorato di fare una foto al G7. No, si è inventato tutto, l'Italia non implora. Tajani annulla la visita negli USA, Calenda scopre che Donald è un bullo, Conte dice che è inaccettabile. Siamo nelle mani di questa gente che fa grandi vertici mentre Mosca brucia, i missili cadono su Kiev, adesso fra un po' riprenderà la guerra tra Stati Uniti ed Iran. Ecco, questi sono i personaggi che hanno le leve del potere in questo pianeta, ed è meglio allora passiamo al turismo cafone. Dai, vediamo questo servizio sul turismo cafone, vediamo. Scrittore, docente universitario, vincitore del premio speciale Dolomiti UNESCO nell'edizione 2024 del Palmo d'Oro, Matteo Righetto non le manda a dire a quei turisti che specialmente durante i weekend invadono le Dolomiti. Siamo di fronte a un modello turistico mordi e fuggi che è del tutto superficiale, consumistico, che non lascia niente al turista e nulla porta al luogo che si va a visitare. È una forma di turismo assolutamente imbecille. Un modo di essere, di vivere i luoghi dove ci si reca, che peraltro non riguarda solo le terre alte e contro il quale si è espresso più volte senza mezze misure. È stato severo nella misura in cui una certa severità morale, che non significa bacchettona, credo sia giusto recuperarla. Questo però, attenzione, non riguarda esclusivamente l'ambiente montano, ma riguarda anche la città, la montagna e ogni luogo e ogni paesaggio del nostro bene amato paese. Io vedo tanta volgarità, tanto chiasso, declinato in 1000 forme deleterie, e io credo che un po' di buonsenso e degrado vada recuperato sia in alta quota che sui lidi marittimi. C'è poi un territorio da salvaguardare anche come comunità, fatto di bellezze naturali ma anche di socialità e di luoghi di aggregazione. I negozi sono luoghi di prossimità, di socialità, sono luoghi che hanno a che fare con un incontro ecologico di sistema all'interno di un tessuto sociale urbano. Quindi vedere sfarinarsi questo tessuto significa vedere sfaldarsi contestualmente una società, una cittadinanza, con tutti gli aspetti negativi che ne conseguono. Si cerca, il servizio di Fabio Fioravanti, si cerca di far diventare patrimonio pubblico le opere di Palazzo Thiene a Vicenza. Sentiamo. Buone notizie dal Senato. Oggi il Ministro dell'Economia Giorgetti, in audizione avanti la Commissione d'inchiesta sulle banche da me presieduta, si è impegnato a chiudere per conto del MEF, con i liquidatori della Popolare di Vicenza, la questione del patrimonio artistico di Palazzo Thiene. Un passaggio carico di aspettative per il futuro delle preziose opere storiche vincolate ospitate all'interno di Palazzo Thiene a Vicenza, quello odierno in cui si è riunita la Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, alla quale ha partecipato anche il Ministro dell'Economia Giorgetti. Di qualche giorno fa l'appello del sindaco Giacomo Possamai ai parlamentari vicentini, che chiedeva si intensificassero gli sforzi per individuare una soluzione e far diventare così le opere di Palazzo Thiene patrimonio pubblico della città. Dal senatore vicentino Zanettin l'impegno viene ribadito. Siamo dunque arrivati all'ultimo miglio e contiamo di concludere in questa legislatura l'acquisizione dei capolavori appartenuti alla ex Popolare. Continuerò a seguire la questione, alla quale ci tengo davvero tanto. Record per l'Università di Padova che scala la classifica dei migliori atenei del mondo. 204esima al mondo, il miglior piazzamento di sempre per l'Università di Padova nella classifica QS World University Rankings 2027. Questa edizione ha considerato 8.808 istituzioni, il 4% in più rispetto alla scorsa edizione, in 106 paesi, con 1.504 università pubblicate a livello mondiale. In uno scenario sempre più competitivo, l'Ateneo Patavino si colloca nel 14% delle migliori università al mondo. L'indicatore, dove il risultato
risultato è stato migliore è quello del Network di ricerca internazionale, che misura la ricchezza e la diversità delle collaborazioni scientifiche internazionali e delle pubblicazioni congiunte. È cresciuto di ben 8 posizioni, portando Padova al 62esimo posto al mondo e al secondo posto in Italia. Migliora anche la reputazione accademica, che guadagna 4 posizioni e raggiunge il 115esimo posto mondiale. Particolarmente significativo è anche l'avanzamento della reputazione aziendale, che sale di 100 posizioni, portando l'Università di Padova al 241esimo posto al mondo. Quest'anno tra l'altro sono state prese in considerazione quasi 9.000 università e noi siamo felicissimi perché su tutte le università a livello mondiale la nostra università si classifica nei primi 200 posti, quindi siamo uno tra gli atenei per la qualità della ricerca, della formazione e della sostenibilità migliori al mondo. Questo è un lavoro che abbiamo condiviso con tutta la nostra comunità, quindi si tratta di un risultato collettivo, quindi cresciamo in reputazione, ma cresce anche la nostra collaborazione internazionale e per quanto riguarda la sostenibilità, che è uno dei punti fondamentali del nostro piano strategico, siamo primi in Italia. Stadio Euganeo, sempre più tempio della musica. Tra i concerti previsti in meno di un mese saranno sempre 30.000 gli spettatori previsti. Si inizia con Tiziano Ferro. Chiusure stradali, navette per chi arriva da lontano, parcheggi collegati con i bus. Destinazione finale, lo Stadio Euganeo per il concerto di Tiziano Ferro, che richiamerà 30.000 persone. Una prima prova da superare in vista dei prossimi appuntamenti estivi, in particolare il doppio concerto di Max Pezzali dell'8 e 9 luglio. Il sistema è collaudato, quello della viabilità, sapendo perfettamente che parcheggiare sotto lo stadio ha un costo e soprattutto ha il problema dell'uscita dallo stadio, perché chiaramente tutti i parcheggi che sono in prossimità dello stadio defluiscono verso 2 direzioni che sono quelle possibili dallo Stadio Euganeo. Tra i parcheggi vicini allo stadio, quello nord, quello sud e quello del Teatro Geox, e poi i parcheggi di Limena, della Fiera e di Via Sarpi, collegati con bus navetta a pagamento. Ovviamente è consigliato anche arrivare allo stadio a piedi, in bicicletta o con la moto. Il consiglio è quello magari di utilizzare le navette, una parte dalla Stanga, una parte da Limena. Si può lasciare la macchina, c'è la possibilità con 6 euro di fare andata e ritorno e arrivare proprio sotto lo stadio, per cui ecco, l'invito è quello di non pensare sempre di arrivare con la macchina sotto lo stadio. Per l'8 luglio con Max Pezzali, tutto esaurito, raggiunto in pochi giorni, ha convinto l'organizzatore Zed ad aprire una seconda data il giorno successivo, merito anche dello stadio che si presta e dell'organizzazione turistica della città che assorbe l'urto di tanti arrivi. Ricordo qualche anno fa con il concerto dei Rammstein che era un gruppo che non tutti conoscevano, invece ha fatto 45.000 persone con gente che si è fermata a Padova e ha coperto il 99% degli alberghi sia di Padova che della provincia. Quindi ecco, queste sono le cose che ci piacciono, far vedere la musica bella e anche portare il turismo, quello importante, qui a Padova. Servizio di Federico Fusetti, vediamo gli ospiti di questa sera a Focus: Mirko Artuso, Cesare Busetto, Nicola Franzoni, Patrizio Miatello, Emanuele Munari, Ivan Palasco, Antonella Tocchetto e Francesco Vianello. È tutto per oggi, grazie ai nostri registi Tony Esposito e Simone Merlo. Ci vediamo stasera alle 21:20. Buona giornata.